questi accesi moderni, no? Che è la cosa che più è difficile imparare della modernità, eh. Allora qua, Giulia, scusa, c'è uno per te, eh, il Papa. Il Papa. Sì, fatti, mi devo andare un attimo. Ok. Pronto? hola, pronto? Sono Papa Francesco e volevo fare delle domande, se possibile, no? Ah, Santo Padre, buongiorno. Mi dica tutto. E chiamo perché abbiamo un grosso problema di udito, eh. Allora, sicuramente potremmo fare una visita qua presso il nostro studio, così vediamo come sente. Facciamo un'audiometria. Va bene, e per quando possiamo fissare questa visita? Se non sbaglio, dovrebbe venire proprio dalle nostre parti in luglio, giusto? Così ci possiamo vedere e fissiamo un E appuntamento. allora devo avvisare anche i 200 e passa cardinali, perché bisogna fare una visita del gruppo, eh? E perché purtroppo questi cardinali hanno una certa età e l'udito non funziona più tanto bene, eh? E allora si offendono per le cose sbagliate. Pensi che mi è capitato di tutto ultimamente, no? E perché volevo fare una cosa, volevo spronare i ragazzi a fare meglio di quello che fanno, a investire nel loro futuro, a credere, no? E allora ho detto ai giovani, va fanciullo, anche in romanesco, no? Vedi da na fanciullo. E allora loro hanno capito male, no? E allora dopo ho detto anche che qui nell'ambiente della Chiesa ultimamente si sentono tante bugie, no? È pieno di gente che dice bugie, allora ho detto ai cardinali, qua in questo ambiente ultimamente ci sono troppi pinocchi. E anche là hanno capito male, hanno frainteso una cosa che non c'entra, che non esiste. E allora ho detto facciamo un esempio alto, no? Parliamo di grande letteratura, allora ho fatto questo esempio. Allora come si deve sentire la Chiesa se i suoi cardinali, se i suoi rappresentanti vanno via, no? Se vanno via arrivano altri rappresentanti del male che vanno a occupare i posti, no? Come è successo, come diceva Omero che era successo quella volta anche a Ulisse. A Ulisse che quando tornò a Itaca trovò che il suo posto era stato occupato da tantissimi proci e allora Ulisse disse c'è troppa prociagine, eh? E anche l'hanno frainteso. Allora se fraintendono tanto ho pensato che forse hanno bisogno di fare questa visita, no? Sì, va bene, allora penso che metterò in gioco tutta la mia equipe di colleghi per fare la visita a tutti. Ok, si può fare. Benissimo, senta, le faccio una proposta, siccome qui nella Chiesa c'è tanta povertà e non ci sono tanti fondi, no? Io le faccio una proposta di un scambio merce, no? Le paghiamo in visibilità e abbiamo delle idee, no? Si mettiamo, non so, nei messaggi subliminali il nome dei pontoni, no? Possiamo fare? Ok, allora dovrò parlare col titolare e chiedere se è possibile come metodo di pagamento. Sarebbe originale, ma magari potrebbe anche tornarci utile. Mi raccomando, eh? Le faccio sapere, ci risentiamo allora. Grazie mille, ci vediamo presto, eh? È una cosa molto bella. Carissime sorelle, carissimi fratelli, io, come rappresentante dello Stato Pontificio, non so se si è sentito, ho detto Pontificio,